streetnews.it. L'abbiamo beccato così al volo il portierone Gragnaniello che ha ricevuto il premio qui all'Oscar Campano. Beh, le emozioni di questo momento. Devo essere sincero, l'ho detto prima quando sono stato premiato, a parte non mi aspettavo il secondo premio, quell'altro, quello del portiere che l'hanno istituito quest'anno, quindi è un doppio piacere. A tratti mi sono sentito anche un po' piccolo, nonostante forse l'età, perché comunque i personaggi che ci sono stasera sono personaggi importanti. È un piacere, a parte ritrovare tanti amici, ritrovare tante persone che conosco, e soprattutto è un piacere presenziare a questo tipo di serata organizzata da Nello per uno scopo importante nel ricordo di un personaggio, importante. Beh, allora ti chiedo poi adesso due battute su quella che invece è stata la tua stagione. Molto complicata, ma alla fine quello che conta è il risultato. Ci siamo arrivati attraverso veramente tante peripezie, ci siamo complicati la vita da soli. Era il mio primo campionato in Serie D, non è facile perché comunque ogni categoria ha i propri giocatori, ha la propria mentalità. Con questo non voglio dire che sia inferiore, assolutamente, perché sotto certi punti di vista è molto più, crea più insidie, è più complicato, e quindi sono felice che comunque alla fine l'obiettivo finale è stato raggiunto e qualche soddisfazione personale ce la siamo presi. Voglio chiederti, da piccolino un tuo modello di riferimento in quanto a portieri, e poi una seconda domanda: i giovani che sono Meret, parliamo di Meret, Donnarumma, le tue considerazioni anche su questi due fenomeni, no? Sì, certo. Allora, da piccolo sono nato, il mio idolo era Pino, è una persona stupenda. Per quanto riguarda Meret, in particolar modo Donnarumma, stiamo parlando di portieri veramente importanti, siamo a livelli altissimi, stiamo parlando veramente di portieri sono che il futuro anche, sì, assolutamente. Per la nazionale, ovviamente. Donnarumma giustamente l'ha avuto modo di esprimerlo in maniera anche anticipata rispetto a Meret, però penso che anche Meret giocare in un Napoli così importante, dove a Napoli sono sempre stati abituati a grandi portieri negli ultimi anni, e quindi non è stato semplice rispetto a un Donnarumma che è entrato in un Milan un po' in una fase un po' particolare, però comunque anche lui sta dimostrando grandi cose. Bene, noi ti ringraziamo di streetnews.it e davvero ancora complimenti anche per questo premio ricevuto, l'Oscar Campano, con Raffaele Gragnaniello. Grazie. Vi ringrazio io, voi.